po' do cazzo se è Basilicata, cioè. Che sei una regione in Italia che ha qualche problema. Avevi presente che l'esame di quinta elementare, quando c'è da portare la regione italiana, da presentare alla tesina, ma voi altri che avevi un amico che ha portato la Basilicata? Eh sì che la Basilicata è una regione piena di storia, piena di cultura, c'ha posti stupendi, no? Matera, cioè, ma, ma che, ma che, ma perché si chiama Basilicata e chi ci vive si vuole far chiamare Lucano? Perché se cioè, mi confonde questa, cioè, boh, io mi sento quando che mi dice Basilicata e i Lucani, mi penso all'amaro Lucano, però, boh, mi sento imbriaco, cioè i Lucani, Lucania, perché una volta prima che si chiamasse Basilicata si chiamava Lucania, però dopo nel 1100 ha cambiato il nome con Basilicata, però chi vive là vuole ancora essere chiamato come gli piace di più Lucania, quindi boh, ne confonde, non è colpa nostra, ne confonde e dopo dice, ne fa confusione, è colpa della confusione, cioè tutte le regioni d'Italia, la Lombardia, i Lombardi, Veneto, i Veneti, il Trentino, i Trentini, Lazio, i laziali, la Campania, i campani, la Basilicata, i lucani. Non c'è colpa nostra, perché alla fine l'abbiamo studiato in quinta elementare a geografia, cioè ha insegnato le regioni d'Italia. Ma si sconde, se loro che si sconde, perché dice che sei lucani e invece deve dire che sei basilicatesi, si sconde. Do cazzo sì. E sì che sei bea, cioè sei tanto bea. Però qualcuno dovrebbe fare un appello che sta regione deve essere promossa. Qualcuno ha idea di come sia il dialetto lucano? Qualcuno ha idea di quale sia un piattico tipico lucano? Ma che vi ho mai visto voi altri un basilicatese che sei fiero di esserlo? Qualche video goliardico. Avete presente quando noi veneti diciamo ecco il Teron, è il Teron? Ma se uno dice il lucano, sei un Teron, lo cazzo sei a Basilicata? Cioè non lo so, perché non puoi neanche dire sede a bassa, perché cioè, alla fine no, non te sei dove case. Però a noi veneti piacete, no? Non sappiamo chi siete, però ci piacete. Tra l'altro godo amici bravissimi registi a cui hanno affidato il documentario per promuovere Matera Città della Cultura 2019. Il documentario si chiama Matera 15/19, andatevelo a vedere perché è veramente eccezionale, vedrete delle cose stupende. Ma se uno mi chiedesse cosa vuoi di più della vita, risponderei dimmi dove che sia Basilicata, te prego.